La più mitica aspirazione dell'epoca era il moto perpetuo. Leonardo comprese quanto fosse irrealizzabile, ma senza cadere nell'assurdo tentò con la meccanica di superarne gli ostacoli più immediati. Cominciò così a studiare il valore delle forze, le leggi fisiche, i principi della statica e della gravità. La dinamica tuttavia fu quella che maggiormente destò il suo interesse. Leonardo si adoperò a vincere la resistenza degli attriti per risolvere più facilmente i problemi del moto. Studiò la trasformazione di moti continui in moti alternati. Inventò un sistema di ruote differenti per mutare il rapporto di velocità di rotazione. Pensò di diminuire l'attrito nella rotazione degli assi nei carri. Arrivò a immaginare il primo veicolo azionato da una forza prodotta dalla distensione di molle tenuti in tiro come nell'orologio. Nasceva così il primo veicolo a trazione meccanica. Cercata una soluzione al moto sulla terra, Leonardo pensò di risolvere il problema del moto sull'acqua. Nell'acqua. E sott'acqua. Nella mente di Leonardo era nata l'idea del palombaro. Alla vita dei pesci, alle loro forme e ai loro movimenti, Leonardo chiese ispirazione per i suoi progetti di navigazione a ruote. Ai venti invece e dalle loro forze, che misurò per primo con l'anemometro, si ispirò per realizzare la più grande ambizione umana, quella del volo. Lo guidò naturalmente lo studio preciso ed accurato degli uccelli. Definisci prima il moto del vento e poi descrivi in che modo gli uccelli si governino in quello, con la semplice applicazione delle ali e code loro.
Fa prima l'anatomia dell'ala degli uccelli, poi delle sue penne spogliate di piume, poi delle sue piume. Trovato il meccanismo dell'ala e visto il suo rapporto con i venti, Leonardo ideò così la macchina per volare, applicandola, come quella di Icaro, alle spalle dell'uomo, ma articolandone con cura tutti i movimenti sull'esempio degli uccelli. Leonardo ideò un'altra macchina per volare simile al moderno elicottero, uno strumento a vite che, voltato con prestezza, si fa nell'aria e monterà in alto. Le macchine per volare di Leonardo non furono mai realizzate, ma i loro disegni restano fra le sue carte a testimonianza del suo prodigioso intuito. Il grande uccello ha preso il volo, riempendo il mondo di stupore e il luogo dove egli è nato della sua fama. Ma l'uomo, tolto al suo abituale elemento e portato così lontano dalla terra da vederne ormai i contorni vaghi ed indecisi, come supererà i pericoli di quella distanza, i rischi da cui Icaro non seppe salvarsi? Leonardo rispose anche a questo, affermando che se un uomo ha un pannolino intasato che sia 12 braccia per faccia ed alto 12, potrà gittarsi da ogni grande altezza senza danno di sé.